Squadre dei Vigili del Fuoco in azione in un anno, quello del Covid, che ha fatto registrare nel veneziano un minor numero di interventi, passando dai 30 giornalieri del 2019 ai 24 del 2020. È il bilancio tracciato dai Vigili del Fuoco in occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona e protettrice. Stessa cosa se si guarda i numeri regionali: 2.400 in meno gli interventi rispetto ai 39.000 registrati lo scorso anno. Mediamente ogni giorno i Vigili del Fuoco sono intervenuti in regione 114 volte, con la presenza di 156 squadre. Il numero degli interventi nei diversi comandi del Veneto è in diminuzione, ad eccezione delle province di Vicenza e Verona, dove l'incremento è dovuto principalmente al maltempo tra fine agosto e settembre. Abbiamo circa 8.000 interventi del comando di Venezia, poi Verona con 6.500, Vicenza con 6.000, Treviso con 5.500, Padova 5.000 e a scalare Belluno e Rovigo, la prima con quasi 4.000, la seconda con 2.800. In tutto gli interventi per incendi sono stati 6.800, con una diminuzione di 384 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, così come in calo sono stati gli interventi per incidenti stradali di circa 2.500 unità. In aumento invece gli interventi per soccorsi e salvataggi.